Allora, questo ragazzo che vedete al mio fianco si chiama Gne, è della Costa d'Avorio ed ha regolare permesso di soggiorno, vive nel nostro paese lavorando correttamente. Fa il custode notturno per una palestra ad Arzano. Io me ne sono già occupato di lui in passato perché fu vittima di una caccia al negro che venne ad Arzano. In poche parole, a Imperia, alla palestra di Arzano, praticamente alcuni delinquenti, che poi sono stati anche arrestati, di notte tentarono di ucciderlo per divertimento, perché facevano la caccia al negro quella sera. Lui per fortuna riuscì a chiamare i carabinieri, intervennero e lo salvarono. Oggi è stata vittima di un'altra vigliaccata, praticamente mentre stava tornando sempre dal lavoro, perché lui fa il custode notturno, la palestra è aperta H24 e lui fa gli orari più massacranti, cioè quelli notturni, alle 3 del mattino in bicicletta, l'hanno affiancato con una macchina e l'hanno colpito, facciamo vedere, violentemente qua. Adesso lui è tornato dal Cardarelli perché ha perso su questo orecchio il 50% dell'udito per una bravata contro una persona che non faceva male a nessuno e stava solo tornando a casa dal lavoro. Ho parlato con il medico e ha detto che il professore che voglio ringraziare, gentilissimo, il dottor Mazzone, che l'ha visitato, l'ha controllato, deve fare una cura antibiotica perché dobbiamo cercare di capire se il nervo acustico è danneggiato definitivamente, cioè non riacquisterà mai più l'udito, o se con questa cura potrà riacquistare l'80%. Questo perché? Perché qualcuno si diverte a fare del male al prossimo. Quindi racconta bene che cosa è successo stanotte. Allora, in realtà stamattina alle 3 di mattina, alle 3:22, allora io andavo al lavoro, passando davanti ai carabinieri a via Napoli, Arsano, allora passando proprio non più di 20 metri dalla caserma, allora vedo la luce proprio vicino a me. Allora ho detto, ma che è successo? La macchina lascia la strada e viene vicino a me, ma che è successo? E io per tornare a guardare perché come mai la macchina si affianca proprio vicino a me, allora ho preso una botta vicino all'orecchio, senza motivo, non ho fatto niente a nessuno, sto andando a lavorare. Allora, non si sono fermati, sono andati, è una macchina bianca. Non sono riuscita a individuare la targa, con la botta che mi hanno dato non sono riuscita a individuare la targa, ma comunque quando sono passato davanti ai carabinieri, nessun macchina è passato dopo, sono loro. Allora è una macchina bianca, penso che la marca è Fiat Punto, è bianca. Allora io sono tornato subito dai carabinieri, gli ho spiegato la situazione, mi hanno detto allora, dato che è ancora presto, alle 3 di mattina devo tornare, se vuoi fare la denuncia devi tornare dopo. Allora io sono andato via, ho continuato a Cardarella per fare la visita perché mi faceva male. Allora ho fatto la visita e il dottore mi ha detto che ho perso il 50% dell'udito, io ho parlato pure io. Così è successo. Adesso Gne farà denuncia. Io quello che voglio dire a tutti quanti noi, denunciateli, altrimenti il degrado sarà imperante. Vedete ragazzini che si accoltellano, gente che spara. Guardate, il paradosso è che non c'è neanche una motivazione criminale, cioè non hanno tentato neanche di rapinarlo, cioè gli hanno fatto del male per divertimento, una società che fa del male a un'altra persona. Voglio ricordare a tutti, lui andava a lavorare alle 3 del mattino, fa gli orari più pesanti ed è rispettato, io li conosco quelli della palestra, sono persone per bene che l'hanno sempre difeso, ho sempre detto che lui è un grande lavoratore, cioè regolare permesso di soggiorno, è perfettamente integrato, lavora. Per quale motivo deve subire tutto questo? Cardarelli ha preso a cuore la vicenda di Gne, adesso ci sarà anche la denuncia ai carabinieri dove lui sta andando, però quello che dico a tutti quanti, alle 3 di stanotte, e lo dico anche ai carabinieri e ai magistrati, una macchina ha colpito violentemente questa persona che corre il rischio di perdere il 50% dell'udito a uno dei due orecchi. È tempo di colpire questa gentaglia. Chi fa del male al prossimo è già uno schifoso, chi lo fa senza ragione è il peggio del peggio della società. Piena solidarietà a Gne. Noi saremo al tuo fianco, sappilo, come l'altra volta che hai avuto giustizia, anche questa volta. E il medico, voglio ricordare a tutti il Cardarelli, lo staff medico come per tutti, lui è stato tutta la mattinata a fare la trafila come tutti quanti del pronto soccorso, l'hanno
seguito e gli hanno già dato una cura sperando, perché dobbiamo sperare, questo è purtroppo legato al caso, che il danno non sia irreparabile. Ad oggi quest'uomo senza alcuna ragione non ha più all'orecchio sinistro il 50% dell'udito.